per farli inizialmente in tantissimi puoi farlo, no? Però questo qua li fa da assieme da 7 anni quest'anno. Quando ero ragazzino, avevo 12-13 anni e da Longarone venivo giù a trovare il mio nonno qui a Tarso così durante le vacanze di Pasqua e così, che abitava poi al di là della collina. Lui aveva diverse piante da frutto così, no? Nonno, guarda com'è bello quel pesco, quel ciliegio lì per indicare l'albero, no? E per una strana Ottica? per una strana visione ottica, diciamo, osservando l'albero in natura, si proiettava sul palmo della mano e io lo vedevo piccolo. Caspita, come mi piacerebbe fare un albero in miniatura che potesse vivere in una ciotola da tenere fra le mani. E incominciai così, raccogliendo delle pignette di conifere. Però passarono alcuni anni prima che feci questo tentativo, diciamo, di fare gli alberi in miniatura. Iniziai nel 1958 esattamente a seminare diverse piantine così. Dopo nel 63, quando mi trasferì da Longarone a Belluno, che salvandomi così anche dal disastro del Vajont, perché persi la famiglia a Longarone, i genitori, una sorella e un nipotino. Dunque, venendo giù da Longarone, andai ad acquistare su un vivaio un pesco perché era l'albero fiorito che più mi piaceva proprio per il colore dei suoi fiori. E insieme al pesco acquistai anche un cotogno da fiore che è tuttora vivente, fortunatamente quello. Beh, diciamo che è sempre stato a livello amatoriale e hobbistico, mai un lavoro, perché se fosse stato un lavoro difficilmente ci sarebbe questa collezione, perché non dà da vivere il bonsai, è molto difficile. Il bonsai è la simulazione di una scena naturale, per cui quando siamo di fronte a una visione ottica che si riscontra in natura, che so, il bonsai sulla scogliera, battuto dal vento, diciamo, oppure tante altre forme che si possono verificare in natura, allora si è davanti a un'opera d'arte veramente, altrimenti siamo davanti a una semplice pianta in vaso, perché bonsai significa appunto albero in vaso, però anche una pianta da vivaio tradizionale potrebbe chiamarsi bonsai, visto che è una pianta in vaso, però non è così. Se puoi vederla lassù, la foto del 1970, che era in mezzo alle rocce, era martoriato, pieno di pallini di carabina, che i cacciatori sparavano a questa massa arbustiva così. L'ho curato per 5 anni sul posto, si era rinforzato bene e quindi nel 75 decisi di estirpare la pianta con molta difficoltà. Il mio faggio fu ripreso più volte, parlandone con una grande gratitudine, dicendo questo è il miglior bonsai di caducifoglia che esiste nel mondo occidentale. E per me è stato veramente una grande sorpresa.